Salve a tutti. Allora, oggi vi mostrerò una cosa molto semplice ma che non tutti sanno. Come si fanno dei disegni con diverse tonalità di colore, diversi salici. Io utilizzo il salice con buccia e salice senza buccia. I disegni nel fondo, che poi si possono fare anche, si possono proseguire anche questi disegni nel paniere, poi dopo anche nelle canne. Intanto vi mostro come fare questi disegni nel fondo. Allora, una cosa molto importante è, per fare questi disegni dobbiamo utilizzare multipli di 3. Significa che dobbiamo fare o 6 bastoncini o 9 o 12. Ora vi mostrerò come. Intanto iniziamo come al solito a bucare i nostri bastoncini. Io di solito ne buco 5 e 4 li metto all'interno se sono 9. Quindi mettiamo qua. Ci sono molti di voi che mi seguono, però non mi seguono, vedono i video e non mi seguono. Quindi è qualcosa che a voi non costa niente, a me incentiva a fare video. Quindi se volete potete seguirmi. Basta cliccare nell'apposito pulsante. Quindi 4, 4 e 5. E così sono 9. Allora, intanto si inizia sempre al solito con... Deve essere un intreccio a 3, ovviamente. Altrimenti non possiamo realizzare questo tipo di disegni. Teniamo sempre il nostro salice bianco. Poi faremo i disegni in salice con buccia. Qualunque cosa potete scrivermi e chiedermi. Allora, un'altra cosa che vi farò vedere, ad esempio qua abbiamo questo salice, se noi facciamo così si può rompere, quindi se noi diamo un giro ad attorcigliare non si rompe. Così e non si rompe, specialmente nei primi giri, che già noi dobbiamo iniziare ad allargare il cesto già dai primi giri. Ora faremo 3 giri bianchi e poi vi mostrerò il disegno come va. Si è rotto. Attorcigliamo. Col salice con buccia non rompe, ma il salice bianco
può capitare che nei primi giri, che ovviamente è più stretto, si possa rompere. Quindi noi ci diamo 2 giri a torcigliare e non si rompe, o quantomeno si rompe di me. Ecco qua. Si è rotto di nuovo. Andiamo. Come vedete l'intreccio viene bello fitto. Ovviamente con 3 tessitori e 9 montanti viene un bel intreccio, bello sostanzioso. Che se ne utilizziamo 6, magari poi alla fine del cesto avevo un cesto molto più largo. Vedete qua c'è. Andiamo a aggiungere questo che si era rotto, che è troppo grosso e quindi poi ci darà problemi dopo. Quindi lo lasciamo. Lo tagliamo. Quindi questo lo sostituiamo. Facciamo un 3-4 giri e poi iniziamo con i disegni. Questo è l'effetto da un lato, qua è dall'altro lato. Siamo arrivati al terzo giro, ora iniziamo, ne lasciamo uno bianco, questo bianco lo lasciamo, tagliamo qui e iniziamo a metterne uno di un altro colore. Utilizziamo questo. Quindi ora vi faccio vedere che cosa succede. Ma come vi ripeto, questo disegno si può fare solo a multipli di 3. Quindi se noi utilizziamo ad esempio 8 legnetti sul fondo non verrà questo tipo di disegno. Quindi o 6 per i cesti più piccoli ovviamente, o 9 o 12 anche per i cesti più grandi, 15 in base alla grandezza del cesto uno che vuole fare. Quindi ne lasciamo 2 bianchi e uno con buccia.
Ovviamente, come sapete, il salice bianco è molto più soggetto a rompersi, specialmente nei giri più stretti. Ora siamo arrivati qua dove già, e questo già iniziamo il nostro disegno vero e proprio. Se non abbiamo i multipli di 3, questi non saranno uno sopra l'altro, ma verranno sfalsati e quindi il nostro disegno non viene. Per questo ci vogliono i multipli di 3. Vedete? I disegni compaiono perfettamente. Comunque abbiamo un bel effetto anche all'interno. Io a volte metto questi montanti, questi qui li metto anche bianchi e quindi faccio dei diversi colori. Mi piace fare un intreccio sempre ben fitto, quindi tiro molto i tessitori e questo spesso mi si rompono. Diciamo. Facciamo anche 4 giri. Poi vi farò vedere nella prosecuzione del cesto come verranno questi disegni nelle canne, nelle pareti del cesto, che ovviamente questi disegni poi possono continuare anche nelle pareti del cesto. Abbiamo finito il 4 giro, ora continuiamo col bianco in maniera che rimangono i disegni al centro del fondo. Ovviamente l'effetto sarà più visibile, ancora più, diciamo che si vede meglio all'asciugatura del Vimini, perché i colori diventeranno più fitti, si vedrà meglio il disegno. Per ora diciamo che sono ancora umidi, bagnati, quindi non risalta come dovrebbe. Ecco qui, già intanto si inizia a vedere
io questo tipo di disegno ad esempio lo utilizzo nei centro tavola, in maniera che si vede dall'interno, perché dall'interno ha un effetto più bello rispetto all'esterno. Ad esempio qui laterale, che stiamo quasi finendo, io lo faccio entrare dalla parte più grossa, non più dalla punta. Ecco qua, facciamolo finire qui. Ora metto io la fascettina per bloccare. Puliamo. Puliamo anche dall'interno. Ed ecco qui i nostri disegni. Mi raccomando, seguitemi, mettete like e commentate i video. Grazie dell'attenzione.